Centinaia di triestini in Piazza Unità contro il rigassificatore di Zaule. Si accendono sempre di più anche in Slovenia le proteste contro la costruzione del rigassificatore di Zaule. Oggi a Capodistria si è svolta una conferenza stampa di Alpe Adria Green, mentre ieri sera a Trieste, durante l'audizione del Consiglio Comunale di Trieste del Presidente della Regione Renzo Tondo, in 600 hanno manifestato sotto il palazzo di Piazza Unità. Silvia Stern. Ieri sera la pioggia non ha fermato le oltre 600 persone che sono scese in piazza a Trieste per manifestare contro il rigassificatore di Zaule. Punto d'incontro l'entrata del comune, dove in consiglio era atteso l'intervento del presidente della regione Renzo Tondo, chiamato dal sindaco Cosolini per parlare del tema dell'occupazione. Ed è stata proprio questa la motivazione espressa da Tondo per non parlare del rigassificatore, nonostante le proteste della gente che chiedeva le sue dimissioni. Stasera io sono qui in Consiglio Comunale su invito del Presidente del Consiglio Comunale di Trieste e del Sindaco per parlare dei temi dell'occupazione, dei temi del rigassificatore su cui questa Giunta regionale non ha ancora fatto alcun atto, ne parliamo un'altra volta. Le dichiarazioni di Tondo e l'accelerazione dell'iter per la realizzazione del progetto stanno scaldando gli animi anche in Slovenia. Questa mattina a Capodistria si è tenuta una conferenza stampa dei vertici di Alpe Adria Green che hanno parlato di guerra economica contro la Slovenia e contro Trieste e si aspettano una presa di posizione dura da parte di Lubiana affinché a livello europeo faccia capire che non si tratta di un progetto strategico. Se il nostro governo questo non lo fa, lo faremo noi soli cittadini col metodi di Maribor o Lubiana. D'accordo anche il sindaco di Isola Igor Kolenz, che ha annunciato un incontro pubblico con i comuni limitrofi italiani, confermato contemporaneamente in una conferenza stampa a Muggia dal sindaco Nesladek, affiancato dai capigruppo in Consiglio Comunale. Abbiamo intenzione anche di coinvolgere la popolazione dei comuni amici sloveni costieri, quindi Capodistria, Isole e Pirano, ovviamente in accordo con le amministrazioni comunali, per fare in modo che anche loro si possano esprimere e dare forza al no al rigassificatore e anche confutare definitivamente, io spero, queste favole che girano che gli sloveni invece il rigassificatore lo vogliono. Intanto a Trieste sono partite le procedure per gli espropri e gli uffici comunali sono invasi dai cittadini che vogliono consultare la planimetria per capire quali siano le aree interessate dal rigassificatore e dal gasdotto collegato. In molti hanno già chiesto una consulenza legale. Ricordiamo che sono già stati presentati dei ricorsi al TAR del Lazio anche da parte della Repubblica di Slovenia, anche se le uniche azioni che potrebbero in qualche modo arrestare il progetto sono quelle internazionali. C'è sempre il ricorso che la Slovenia ha praticamente già pronto contro l'Italia davanti alla Corte di Giustizia del Lussemburgo per le violazioni molteplici che l'Italia ha commesso non tenendo conto dell'impatto transfrontaliero e delle osservazioni della Slovenia.